Dee peregrini che pensosi andate. Questo famoso verso, tratto dalla Vita Nova del sommo poeta Dante Alighieri, introduce al contenuto di questo video, rivolto ai moderni pellegrini del 2000, i quali, di lontana parte, raggiungono oggi Roma, centro della cristianità universale. Anticamente, attraverso vie incerte e pericolose, il fedele Romeo percorreva l'Europa medievale alla volta di Roma, Caput Mundi, sede della tomba dell'Apostolo Pietro, primo papa della Chiesa cattolica. A piedi, talvolta a dorso di mulo, indossando il saio ed il cappello a larghe tese, il pellegrino seguiva alcune direttrici viarie che collegavano il nord Europa con l'Italia, creando così una sorta di itinerario sacro. La via Romea orientale, collegamento fra l'Est Europa e la regione Friuli Venezia Giulia, rappresentava uno di questi itinerari, centrato su due specifiche direttrici, le quali, partendo da Tarvisio per la zona montana e da Muggia per la zona litoranea, giungevano a Concordia Sagittaria. In tale contesto anche noi, moderni pellegrini del 2000, iniziamo il nostro cammino proprio da Tarvisio. A soli 10 chilometri dall'Austria, Tarvisio era anticamente un abitato d'origine pre-romana, sviluppatosi commercialmente nel 1200, quando in questi luoghi fiorì l'industria del ferro. La chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, uno degli esempi più interessanti di chiesa fortificata alpina, costruita nel tipico stile carenziano, presenta in facciata un grande affresco di San Cristoforo, raffigurato con il suo bastone da viaggio, detto baculo, santo protettore per eccellenza dei numerosi pellegrini che dal nord Europa qui sostavano prima di intraprendere il cammino verso Roma, come ci testimonia la famosa carta geografica preparata da Letzlaub di Norimberga per l'anno giubilare 1500. All'interno della bella chiesa, la figura di San Giacomo ci dà l'idea ancora oggi quanto la devozione jacopea fosse sentita in questa cittadina, luogo di sosta e di ristoro durante le peregrinaciones medievali. Scendendo lungo la Val Canale si incontra Ugovizza, la cui chiesa parrocchiale intitolata ai santi Filippo e Giacomo testimonia la devozione jacopea nel Tarvisiano. Edificata nel secolo XIII ed ampliata nel 1930, la chiesa presenta un originale altare con statue lignee del 1700. Chiusaforte, l'antica Clusa, sorta anch'essa sulle rive del fiume Fella, di fronte allo sbocco della Val Raccolana, ebbe fin dall'antichità una funzione strategica di controllo sulla strada che risaliva il Canal del Ferro. Dal sagrato della neoclassica chiesa parrocchiale dedicata a San Bartolomeo, il nostro sguardo abbraccia tutto l'abitato montano, già sede nel XII secolo di un ospitale della Chiusa, Hospitalis Apud Clusan, fondato dagli abati di Moggio Udinese che proprio qui avevano proprietà terriere. Moggio Udinese è circondato da valli di straordinaria bellezza, tra cui spiccano le verdi Val Alba e Val Aupa. La storia di Moggio si identifica con quella della sua abbazia, dedicata a San Gallo Mosacensis, retta dall'ordine monastico di San Benedetto e dotata di un ospitium rivolto principalmente ai numerosi pellegrini che attraversavano il Canale del Ferro. Accanto alla chiesa di San Gallo, costruita nel XVIII secolo, è interessante notare la torre comunemente chiamata Palazzo delle Prigioni. In località Berline rimane a imperitura memoria la colonna delle punizioni, risalente al 1653, che porta la scritta Supplicio di malfattori. All'interno della chiesa di Santo Spirito, distrutta dal terremoto del 1976, l'altare di San Giacomo segnava sicuramente un'altra tappa di devozione per i pellegrini in cammino verso Roma,
così come la vicina borgata Galitzis testimoniava l'esistenza del soprannome dato alla famiglia che aveva raggiunto il santuario di San Giacomo di Compostela, appunto nella regione di Galizia. Più a sud c'è Venzone, antico borgo medievale al quale si accedeva mediante ingressi fortificati. Ne è un esempio Porta San Genesio, risalente al 1309. Completamente distrutta dal terremoto del 1976, Venzone è stata ricostruita attraverso una grande ed impegnativa opera di restauro. Pregevole il monumentale Duomo dedicato a Sant'Andrea, al cui interno si trova, al centro del transetto, la pietra tombale del pellegrino Lorenzo de Bacia, che proprio qui, all'ombra delle montagne carniche, riposa nel sonno eterno. A testimonianza di questo continuo passaggio di Pii Viatores, ai piedi del Monte Ledis, sorge ancora oggi l'antica chiesa dedicata ai santi Giacomo e Anna. La città di Gemona era transito obbligato per i traffici che si svolgevano lungo la via Iulia Augusta tra l'Adriatico e le regioni del Danubio centrale. Circondata da mura, Gemona divenne nel 1976 la città simbolo del disastroso terremoto che la rase al suolo. Il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta, fu costruito nel XIII secolo dai maestri Giovanni, Griglio e Buzzeta. 3 splendidi rosoni a traforo, la Galleria dei Magi e una colossale statua di San Cristoforo animano la facciata. Nelle vicinanze di Maiano, e precisamente nella località chiamata San Tommaso di Susans, troviamo l'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme che l'Ordine dei Cavalieri di Malta edificò nel 1200. Sicuramente uno dei più antichi ospitali del Friuli, era formato da un recinto che racchiudeva il cimitero, l'ospedale della Commenda e la chiesa, ricostruita oggi in pietra viva, mantenendo lo stile romanico di base. Sulla facciata del lato sud, un bel affresco del 1200 raffigura i santi Cristoforo, Giovanni, Nicolò e Giacomo, riproponendo quindi il santo protettore tanto caro ai viandanti. Agglomerato di origini protostoriche, San Daniele fu sede in età romana di un castrum che controllava la viabilità dall'alto del suo colle. Il Duomo di San Michele, la loggia comunale che ospita la famosa biblioteca guarneriana, la torre detta Portonat, eseguita su disegno di Andrea Palladio nel 1579, ed il settecentesco Monte di Pietà arricchiscono questa perla del Friuli. Di linee gotiche veneziane appare invece la chiesa di Sant'Antonio Abate, eretta verso la metà del 1400, le cui pareti dell'abside offrono al visitatore un importantissimo ciclo pittorico, eseguito dal pittore Martino da Udine, più noto come Pellegrino da San Daniele. A Villanova di San Daniele, la chiesetta campestre dedicata a San Giacomo fu voluta dalla confraternita omonima per dare ricovero ai pellegrini che qui guadavano il fiume Tagliamento. Sorta a dominare l'ampio avvallamento del Tagliamento che entra nella pianura tra i 2 punti di attraversamento del fiume Pinzano a nord e Gradisca a sud, Spilimbergo rappresentava una sosta ideale, quasi obbligata, per il pellegrino che da nord scendeva verso Concordia. Non è dunque un caso che fossero ben 2 gli ospitales preposti al ricovero e all'assistenza dei malati e dei viandanti.
Inoltre, le raffigurazioni conservate nel Duomo di San Cristoforo, invocato nell'attraversamento dei Guadi, o di San Giacomo, testimoniano il passaggio dei pellegrini a Spilimbergo. Proseguendo lungo la strada che scende verso San Vito, a breve distanza dal fiume, sorge San Martino al Tagliamento, dove la parrocchiale offre al visitatore, sulla facciata meridionale, un imponente San Cristoforo, opera del Pordenone. Allontanandosi dal centro si può ammirare in località Arzenutta la chiesetta intitolata ai santi Filippo e Giacomo, impreziosita al suo interno da suggestivi affreschi trecenteschi, tra i quali compare ancora il miracolo di San Giacomo e l'impiccato. Lungo strade immerse nel verde della campagna si giunge a Valvasone. Essa si offre al visitatore come una cittadina ricca di antiche vestigia, suggestiva nella struttura urbanistica rimasta sostanzialmente medievale, con le sue calli, i campielli, i portici. Il centro storico racchiude significativi edifici, tra questi il Duomo. Al suo interno è custodito gelosamente l'unico esemplare esistente e funzionante di organo del Cinquecento veneziano. Poco discosta è la suggestiva chiesetta dei santi Pietro e Paolo del XIV secolo, le cui pareti furono affrescate da Pietro da Vicenza. Entrando a San Vito si può provare il piacere di immergersi in un centro ricco di suggestioni storiche ed artistiche, tra cui il borgo medievale, la piazza nobilitata dai palazzi affrescati, la quattrocentesca chiesa di Santa Maria dei Battuti. Qui Pomponio Amalteo realizzò il suo più importante ciclo di affreschi, forse una delle più significative opere di tutto il Cinquecento friulano. Collegato alla chiesa l'antico ospedale, gestito dalla Confraternita dei Battuti, sicuramente fin dal 1360 attiva a San Vito nel prestare assistenza ai malati e ai pellegrini. Si deve a tre fratelli longobardi la fondazione presso Sesto alla Reghena dell'abbazia di Santa Maria in Silvis intorno alla metà dell'VIII secolo. L'abbazia, resa prestigiosa dalle donazioni di Carlo Magno, Lotario e Berengario, si impose nel tempo non solo come centro di spiritualità e lavoro, ma anche come potenza temporale ed ecclesiastica soggetta solo al patriarca di Aquileia. Dall'ingresso si accede alla piazza del complesso, tra cui spicca l'abbazia. Questa si articola in modo piuttosto originale in una serie di ambienti: la loggetta, addossata all'ingresso, il vestibolo, l'atrio, la chiesa a tre navate, il salone superiore, la cripta. Notevoli il fascino e l'interesse artistico degli affreschi che decorano tali spazi. Salendo il corso del fiume Reghena, dopo pochi chilometri si erge isolata ed imponente l'abbazia benedettina di Summaga. La chiesa che noi oggi vediamo, quanto rimane dell'antico complesso abbaziale, risale all'inizio del XIII secolo. Si tratta di un edificio a tre navate, decorato da cicli di affreschi che rappresentano una vera e propria summa dell'arte figurativa medievale. Innegabile l'interesse storico-artistico del sacello absidato, a pianta quadrangolare, precedente la costruzione della chiesa e poi ad essa inglobato, decorato da affreschi di ispirazione religiosa e non, riferibili all'XI e XII secolo. A pochi chilometri da Trieste, sull'unico lembo italiano in terra d'Istria, si trova Muggia,
antico centro romano lungo la Via Flavia che da Pola conduceva ad Aquileia. Il centro storico, di impronta tipicamente veneta, si stringe attorno a Piazza Marconi, sulla quale si affaccia l'armonioso duomo dedicato ai martiri romani Giovanni e Paolo. Dell'antico nucleo di Muggiavecchia rimane oggi la basilica romanica di Santa Maria Assunta, sorta nel luogo anticamente chiamato Monticula. Giungiamo quindi a Trieste, capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. Porto Franco, nel 1719, sotto Maria Teresa, la città acquistò l'aspetto urbanistico attuale. Sul Colle di San Giusto, ricco di memorie storiche, il foro romano, la mole massiccia del castello e la cattedrale. Nel centro cittadino, la piccola chiesa romanica di San Silvestro, considerata la più antica della città, è dal 1785 luogo di culto delle comunità evangeliche riformate elvetica e valdese. Poco lontano dalla città ci si può imbattere in certe antiche testimonianze di devozione, retaggio proprio del pellegrinaggio compostellano. Sono i roglios, colonne di pietra sulla cui cima venivano rappresentate immagini e scene sacre. Vi è un esempio, la fuga in Egitto, sul roglio di Cattinara. Proseguendo verso nord, non lontano da Duino, in un'atmosfera suggestiva presso le bocche del Timavo, sorge la chiesa di San Giovanni in Tuba, costruita nel 1400 in stile gotico, con robusti contrafforti ed alte finestre ad archi acuti. Questo luogo, caratterizzato da una profonda sacralità, già sede di un cenobio benedettino, nel 1100 accolse un ospizio dei Cavalieri Templari, che proprio qui prestavano la loro opera assistenziale ai pellegrini provenienti dall'est. Alle spalle della laguna di Grado, alla quale è collegato dal fiume Natissa, il centro di Aquileia rappresenta per i pellegrini di tutti i tempi una delle tappe fondamentali del cammino verso Dio. Fondata dai Romani nel 181 a.C., Aquileia divenne municipio e quindi capoluogo della 10ª regio Venezia et Istria. Lungo l'antica via Giulia Augusta, l'anfiteatro, le terme, le case private, il foro testimoniano ancora oggi la grandezza di questo centro religioso e culturale. Ecclesia Mater, seconda solo a Roma, Aquileia cristiana trova il suo fulcro nella splendida basilica del patriarca Popone, costruita a partire dal IV secolo d.C., con una ricchezza di marmi, di affreschi, soprattutto di mosaici, che la trasformano nella più ampia superficie musiva di tutto l'Occidente cristiano. Lasciata Palazzolo e scendendo lungo lo Stella, fiume di Risorgiva, i pellegrini ed i crociati in viaggio per la Terra Santa potevano trovare ricovero ed assistenza a Precenicco. Qui i cavalieri teutonici gestivano infatti un ospizio, eretto grazie ad una donazione dei conti di Gorizia. Oggi, sul luogo dell'antico ospedale, sorge un grande magazzino granaio, detto Canevon. All'ordine teutonico si deve inoltre la costruzione, a ridosso del fiume e isolata nel verde della campagna, della chiesetta della Beata Vergine di Titiano del XIII secolo, conosciuta come Madonna della Neve. Poco più avanti, a Summaga, presso Concordia Sagittaria, i due itinerari si uniscono. Il pellegrino prosegue verso Roma.